Oggi una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi il titolo è C'è che grida nel deserto, perché purtroppo mi vengono sempre all'orecchio, mi ronzano sempre all'orecchio, come si suol dire, novità del profondo dell'economia. Sento sempre banche che incominciano a tremare, a avere le gambette che tremano, perché sentono arrivare la mano sinistra. La mano sinistra che incomincia a chiedere giustizia, incomincia a chiedere, come si suol dire, che le cose siano fatte bene, e incominceranno ad agio a mettere nella patrimoniale una piccola percentuale su chi supera una certa cifra. Così chiaramente le persone che magari hanno svicolato le tasse, le persone magari che hanno, a posto che mettere in regola dei muri in casa, non hanno voluto pagare le tasse, le hanno messe magari in posto sicuro in banca, e chiaramente la mano sinistra li va a cercare. Poi il secondo passaggio sarà incominciare a dire, in futuro prossimo, che praticamente i soldi per i dipendenti pubblici o quelli statali incominciano a scarseggiare, così capiranno quando i pensionati vanno a aspettare nelle poste i loro soldi e non ci sono, cosa vuol dire, o capiranno quando nel privato le ditte purtroppo stentano a pagare i dipendenti il mese corretto perché non è entrata liquidità. Questo è un chiaro segnale che Marietto aveva già spiegato 5 anni fa, è una preparazione alla tempesta perfetta. Voglio ricordare che il pillole Marietto non sono per tutti, cioè è inutile che la gente venga qui a modi e fuggi. Chi segue il Marietto deve seguire sempre, nel senso che c'è sempre materiale buono e interessante per imparare qualcosa di buono. Certamente tra chi mi segue ci sarà gente che sa sempre l'ultima pagina del libro, ma questo, come in ogni posto, è tenuto in considerazione. Aspettate che mi è uscito il tappetto. Bene, oggi la pillola è un proseguimento di ieri, di quella situazione in cui parlavo della mano destra, della mano sinistra e della via centrale, no? Noi viviamo in un periodo di mano destra estrema, no? Sento sempre gente che si brontola per lo Stato a destra e a sinistra quando non si ricorda che abbiamo perso la seconda guerra mondiale e c'erano 170.000 alpini in Russia dispersi. Non erano solo soldati, erano padri di famiglia, giovani, anziani, erano gente che è partita a servire la patria. Allora non c'era il soldo militare, questi non guadagnavano niente, solamente gloria. Abbiamo perso la guerra perché alcuni hanno tradito, e quando ci siamo messi a ricostruire quest'Italia abbiamo avuto dei gruppi misterici importanti che l'hanno fatta diventare, dopo neanche 40 anni, la quinta potenza economica mondiale. E sento gente che si lamenta sempre e non si ricorda che la guerra l'abbiamo persa, mica l'abbiamo vinta. Invece quelli che l'avevano vinta, no? Molti di quei stati dell'est che l'avevano vinta erano andati in campi di concentramento, e dopo il premio per aver combattuto valorosamente è stato i Gulag, i campi di concentramento. Quindi queste persone, oltre a essere mancanti di conoscenza, che è l'ignoranza, sputavano sul piatto dove i gruppi misterici si erano fatti un mazzo per poter far tornare a essere gloriosi uno stato perdente. Ma sapete che questa è misericordia, perché oltre a essere ignoranti criticavano un stato che ha fatto tutto il possibile, cioè i gruppi misterici, diciamola così, per rendere quest'Italia almeno non assoggettata ai gruppi dell'est, no? Però vabbè, questo fa parte di un'altra pillola. Questo è un periodo che sta arrivando la mano sinistra, è anche un periodo pesante, perché alcuni incominceranno a capire cosa provavano i greci,
Dal mio punto di vista ce la dovremmo fare, nel senso che sarà una botta, ma il popolo italiano, quando c'erano le botte, ha sempre dato meglio di sé. Ci sarà una bella epurazione di, come si suol dire, di partigiani, ecco, chiamiamoli partigiani. Cioè, vedi quelli che saltano sempre corso al carro del vincitore, no? Quelli che quando nel 1945 finita la guerra scendevano dai monti perché avevano paura ed erano diventati tutti partigiani. Certamente ci sarà stato un gruppo di persone valorose, da Pertini in avanti, che erano partigiani. C'era un 80% di riciclati sicuri, gente che non aveva né voluto stare col fascio né voluto stare con l'esercito, che appena è finita la guerra erano diventati tutti partigiani combattenti, no? E per tanti anni i militi che veramente avevano sofferto, erano andati a difendere la patria per giusta causa, perché chissà, dei gruppi misterici sa benissimo che in Siberia ci sono delle situazioni terrificanti, e quindi per questo che Mussolini, il duce, ha mandato l'esercito con i tedeschi a cercare di liberare queste zone, questi gruppi misterici. Vabbè, la storia poi purtroppo è stata infame. Però in questo periodo si sta riproponendo una, come si dice, una variante molto simile, no? Adesso passeremo un periodo in cui cercheranno di piazzare una patrimoniale importante sui conti che hanno una certa cifra. Do un consiglio, quindi se avete più di un 100k incominciate ad andare in banca a mettere in posti sicuri, Così, un consiglio passando il marietto, Quindi quando arriverà la prima mano, la mano sinistra, molti di quelli che il posto gli è piovuto giù dal cielo senza competenze, perché vivevano solo nella mano destra, nella misericordia, perché erano cugini dell'amico dell'amico, o fratelli o padri, no? A quel punto lì i primi a patire saranno loro. Saranno loro perché hanno avuto il posto magari senza competenze, senza qualità, senza conoscenze, e quindi saranno i più vulnerabili. La misericordia ha fatto il suo corso, ma adesso è stanca di vedere certe situazioni difficili, no? E come spiegavo in altre pillole, quando c'è troppo misericordia, poi per forza si va in entropia. Quindi tutte quelle persone che hanno sempre sputato sul piatto dell'Italia, che dal mio punto di vista ha fatto il massimo per il popolo italiano, il governo, i gruppi misterici, certo si poteva fare di più, ma la guerra l'avevamo persa, non l'avevamo mica vinta, capite? Tutte quelle persone che non sono state riconoscenti per lo sforzo di quei 170.000 alpini, e non sto scherzando, 170.000 madri che hanno pianto giorno e notte per i loro figli, mariti o fratelli, quelle donne che continuavano a piangere sperando in un Dio misericordioso. Quelle donne lì, finita la guerra, oltre ad aver preso la botta, si sono viste magari togliere il posto di lavoro, togliere il piatto sotto il pane, il piatto sotto il naso, dai famigerati partigiani che andavano a salvare la patria. Queste barzellette fra qualche anno saranno tolte da tutti i telegiornali, perché a un certo punto la gente prenderà coscienza che se noi oggi possiamo fare qualcosa è perché la mano sinistra ha sempre lavorato dietro le quinte, e certamente non era targato partigiano, erano gruppi misterici della mano sinistra che hanno cercato di raddrizzare quella misericordia che stava facendo più danni che utile al popolo italiano. Quindi per i prossimi tempi il nostro marietto, chiaramente per chi ha già comprato il ciondolo da 150 euro con le varie forze e vibrazioni, o che si è già fatto anche fare come minimo la pulizia, dal mio punto di vista è corazzato, e sì, prenderà la botta, perché la botta vibrazionale ci sarà per tutti, ma secondo me riuscirà a stare in piedi. Per gli altri invece che pensano di sapere una pagina più del libro, che andavano a fare i cortei con i partigiani senza sapere
la vera storia di quelle madri che hanno sofferto durante la guerra perché hanno dato i loro figli, di quelle mogli che hanno dato i propri mariti per difendere questa Italia. Per quelle persone lì sarà invece dura, no? Quelle che non credono ai gruppi isterici, quelle che vivono di pane ignoranza. Quindi il vostro marietto in questo momento vi consiglia, se avete qualche gruzzolo nascosto in banca, di guardarsi bene le spalle perché sta per arrivare la mano sinistra. E poi, ritornando al discorso dell'albero sefirotico, che è importantissimo, già averlo, già possedere quello del marietto è un grande segno, anche perché dal mio punto di vista solo i cabalisti possono comprarlo. Le altre persone, come ho già detto, questo non è un canale per tutti, è un canale per cabalisti, no? È un canale per gente che si rincarnerà bene, è un canale per gente che vuole fare e vive sia nella mano destra che nella mano sinistra che nella via regale. Per tutti gli altri invece che passeranno di qui e vedranno questo video, lasciate stare, non è per voi se non siete cabalisti, no? Questa è una ricerca interiore, qui non ci sono vogliamoci tutti bene, mandatemi angeli colorati, perché fra un po' ve lo manda lo Stato la mano sinistra con l'angelo colorato targato dietro. E poi si incomincerà le solite cantilene, lo Stato di qua, lo Stato di là. Mentre quando voi andate in giro per le città vedete subito città che hanno vissuto nella misericordia ma non hanno mai voluto attivare la mano sinistra, non hanno mai voluto fare le cose severe, le cose giuste, e senza giustizia non c'è ordine. Mi ricordo un giorno parlando col capitano di Alpini Torino che mi disse: io quando mi reincarnerò non farò più niente per quest'Italia perché non mi rappresenterà più. Io ero giovane, ero un pochettino in certo senso allibito perché avevo visto che si era speso per tutta la vita per raddrizzare questo Stato, perché lui in fondo aveva visto e vissuto sulla propria pelle, visto che era un capitano degli Alpini durante la guerra, la sofferenza indicibile degli uomini italiani, e in quella vita lì si è espresso al massimo, però non voleva più partecipare ad aiutare quest'Italia per il semplice fatto che si era persa nei meandri dell'illusione. Quindi, cari amici, vi avviso, no, che fra un po' inizieranno le prove della tempesta perfetta, della situazione in cui tutti pensano che si stia migliorando la cosa e invece si sta preparando uno tsunami di dimensioni epiche. E quelli che dal mio punto di vista dovrebbero cominciare a comprarsi il ciondolotto sono proprio i dipendenti pubblici, perché saranno i primi che capiranno cosa vuol dire la mano sinistra. Quindi per tutti quelli che hanno un impiego sicuro devono incominciare a attivare i circuiti radionici del vostro marietto veneziano, che sono gratis, si trovano nel sito capitano.altreviste.org. Se poi invece vogliono qualcosa di più tosto, di più forte, possono comprare nelle shop del capitano.altreviste.org l'ebook di 50 euro, che sicuramente in questi periodi di cioccolata fondente serviranno molto. Per gli altri, quelli che credono che quelle storielle del marietto siano barzellette, e in fondo lo sono, lo sapete, no? Vi dico che buona fortuna, e c'era uno che gridava nel deserto. Poi voglio rispondere ad alcune amicizie che mi chiedono delle pulizie energetiche, no? Le pulizie energetiche nelle case. Pulizie energetiche nelle case bisogna sempre farle, perché quando uno acquista una casa o quando la fa costruire dipende sempre cosa c'era sotto o che ci abitava prima. Io ho visto case con dei geni piazzati, no? Che aspettano solamente il momento di fare la loro opera, magari sono lì da 3-4 anni e stanno aspettando il momento buono di colpire. Quindi bisogna sempre fare le pulizie. Chi non le fa chiaramente vivrà in una casa che magari a un certo punto comincerà a morire il padre, la madre e via dicendo, il fratello, la sorella. Ma quella è opera di geni, no? Ci sono certe case infestate ed è durissimo pulirle. Lì ci vuole una pulizia profonda, che il marietto veneziano e il Degade fanno per 100 euro, una pulizia impegnativa che tocca più di 50 punti
e bisogna farla per 4 volte, no? Di solito si fa per 4 volte e la cosa dovrebbe più o meno essere sistemata. Questo per rispondere a queste amicizie che in fondo si rendono conto che nella propria abitazione c'è qualcosa che non va, no? Che ci sono alcune situazioni che sentono porte sbattere, armadi aprirsi, oggetti che si spostano e si ritrovano da un'altra parte e via dicendo. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto, quindi chi abita in una città dove c'è tantissima misericordia mentre gli altri vivevano una mano a sinistra, il vostro marietto vi sta avvisando di incominciare a mettervi il paracadute, perché fra qualche tempo, e non tanto, si parla di mesetti, arriverà giù la mano sinistra a dare un'occhiatina, a vedere se quando l'amministrazione pubblica doveva usare la mano sinistra, invece aspettava la telefonata del cugino per piazzare il nipote. Capite? Quando certe amministrazioni, al posto che usare la meritocrazia, usano la mano destra, no? Danno a pioggia, come si suol dire, le benedizioni ai parenti, nipotini, sapete quelle cose lì, no? Allora a quel punto lì la mano sinistra scalpita per arrivare a portare ordine. Io ho visto in alcune situazioni la mano sinistra in opera e quando becca c'è poco da fare, Dopo c'è il camposanto, il primario, quelle cose lì. Purtroppo è chi semina raccoglie. Quindi, cari amici, chi invece ha vissuto sempre nella rettitudine, nel cercare la via maestra, la via regale, chi non ha mai accettato di vivere nella mano destra, chi ha sempre detto io il pane me lo voglio guadagnare, voglio saltare giù dal letto e lottare per far sì che tutto va di meglio per tutti, no? Allora quelle persone lì molto probabilmente seguono il marietto, attivano tutti i circuiti che possono e via dicendo. Per gli altri purtroppo la mano sinistra sta arrivando e non avrà pietà perché tutte le volte che io l'ho vista in opera è stata durissima. Quindi è un video duro, è un video che mi dispiace farlo, però ormai sento comunicazioni di persone che lavorano a livello commerciale, ad alto livello commerciale, che stanno anche loro tirando la ritirata, stanno chiudendo i boccaporti, stanno creando la loro arca di Noè, cercando di salvare il salvabile a livello economico. Quindi a tutti quelli che hanno un'attività commerciale, il vostro marietto vi dice attivate tutti i circuiti gratuiti, se volete potete comprare il 150 euro, la pulizia 100 e i vari ebook invece a pagamento 50-75 euro, che trovate tutti nelle shop del vostro capitano degli Alpini o di Hildegarda. Bene cari amici, penso di aver detto tutto, quindi chi ha qualche risparmio in banca guadagnato onestamente, chiaramente, vi avviso che fra un po' arriverà giù la mano sinistra a controllare un po' la situazione. Per gli altri, molto probabilmente non guarderanno mai questo video del marietto, in bocca al lupo e poi tutto il resto. Bene cari amici, il vostro marietto è finito, vi ringrazio di avermi seguito, vi dico se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nelle nostre live splash e nelle nostre sibille, che questa sera ci sarà una sibilla live del Marietto Veneziano alle 21. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!